Io annuncio pubblicamente che comunque farò la richiesta dello stato di calamità per tutto il Veneto. Questa è un'alluvione e anche se c'è stato qualche cittadino che è stato evacuato dalla propria abitazione, è giusto che si riconosca la calamità e questo governo può solo che rispondere con risorse a un territorio che mantiene l'Italia intera, perché le tasse che pagano i veneti mantengono l'Italia intera e gli sprechi soprattutto di una grande parte d'Italia. L'annuncio del presidente della regione Luca Zaia arriva nel corso della puntata di Focus che andrà in onda stasera. Intervistato dal direttore di Rete Veneta Luigi Bacialli, il governatore annuncia la richiesta dello stato di calamità a seguito del maltempo. Ma Zaia ci tiene a rivendicare che in questo campo il Veneto si è dato e si dà da fare, sia perché l'allarme per domenica era già stato trasmesso ai sindaci interessati venerdì mattina, sia perché senza alcune delle opere realizzate negli ultimi anni ieri sarebbe potuto andare molto peggio. Si sono fatte 270 opere, piccole e grandi opere per l'alluvione che non servono, come si direbbe, non bastano ma aiutano. Motta sarebbe andata sotto acqua ieri, Motta di Livenza, piuttosto che Caldogno, altra realtà. E la stessa Vicenza comunque il fatto che ci siano state fatte delle opere ha aiutato. Poi saranno le grandi opere che sono i bacini di laminazione, le casse d'espansione, sulle quali abbiamo già i progetti, siamo pronti per le gare, io spero si possano fare velocemente. C'è però una calamità quasi peggiore del rischio di esondazione, la burocrazia. Senza, assicura Zaia, il Veneto si sarebbe già dotato della gran parte di infrastrutture necessarie a fronteggiare questo genere di emergenze. E questo, conclude, capita col governo Monti, capitava col governo precedente e con quello precedente ancora.